protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. va ora in onda il Bamba della settimana di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti e bentornati dopo la pausa agostana al Bamba della settimana, l'antipremio per eccellenza che assegna su Radio Libertà il direttore Vittorio Feltri, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, direttore? Sì, ci sono e voglio ricordare a tutti i nostri ascoltatori il Bamba è un super premio affettuoso che assegniamo ogni settimana al personaggio, diciamo così, più bischero. Esatto, tra l'altro ho notato che ovviamente hai mantenuto quanto avevi detto ai microfoni di Radio Libertà, sei rimasto nella trincea milanese ad agosto, alla faccia dei Bamba vacanzieri, diciamo. Assolutamente sì, io non faccio vacanze mai, da oltre 57 anni non faccio vacanze, finalmente quando arriva per agosto mi riposo moltissimo a Milano, che diventa una città vivibilissima e meravigliosa. Esatto, come ci avevi annunciato. Invece, senti, come riprendiamo la nostra galleria di Bamba e o bischeri, come hai giustamente introdotto? Sì. Sai, c'è l'imbarazzo della scelta. Io direi che questa settimana il più meritevole è Bonelli, che tutti ricorderanno che è stato un ministro in un paio di governi fa, se non ricordo esattamente, e che anche nella veste di ministro era riuscito a distinguersi per aver segnalato una serie di bambanate incredibili. Mi ricordo che si è inventato anche un traforo che non esisteva. E quindi figuriamoci tu se lui non si presta a fare altre bischerate. Adesso ne sta combinando una dietro l'altra, addirittura è passato dai cosiddetti i seguaci del comico genovese, è passato con l'estrema sinistra italiana, e quindi lì forse ha trovato l'ambiente giusto per esprimere il suo diciamo dissesto psichico. Sì, adesso diciamo Angelo Bonelli adesso è portavoce dei Verdi e il come dire il socio insieme a Fratoianni di questo gruppo sinistra italiana. Noi qui spesso li abbiamo chiamati Totò e Peppino e sono anche quelli che hanno candidato Ilaria Salis all'Europarlamento, en passant. Sì, che è un merito non da ridere, essere riusciti a trasformare una Galeotta in una rappresentante del popolo, addirittura mandarla in Europa, è stato un capolavoro. Indubbiamente, ma invece come dirti, il gancio più d'attualità per la vittoria bonelliana qual è? Ma diciamo che Bonelli imbarazza quando si tratta di elencare le sue discherate, perché ne combina talmente tante, e anche questa settimana si è segnalato, e quindi noi non possiamo trascurarlo e gli assegniamo questo premio ambito dai Fessacchiotti, e quindi speriamo di fargli anche cose gradita, perché lo citiamo. Sì, credo che sì, in effetti, come dire, è difficile che venga citato in altri modi, ecco, più costruttivi. Ricordo, per esempio, volevo anche chiederti cosa ne pensi, che in questi giorni Bonelli ha detto, lui diciamo è affetto, ora perdona il neologismo orrendo, ma da espostite acuta, cioè appena c'è un caso di cronaca fa un esposto e farà un esposto sul caso San Giuliano per capire se lui ha pagato di tasca sua, quanti caffè ha pagato a questa signorina, insomma, dottoressa, e farà un esposto proprio alla Procura della Repubblica come da tradizione. Cosa ne pensi di questa iniziativa? Ma io penso che sia una forma maniacale, anche perché diciamo che tutti i giornali stamattina, ieri sera, le televisioni non hanno fatto altro che parlare di questo caso, e mi credo che le spiegazioni siano state esaurienti. Quindi non c'è assolutamente bisogno che si interessi Bonelli attraverso un esposto
diciamo, ufficiale che porterà a nulla, perché ormai si sa tutto della vicenda di San Giuliano. E poi cosa gli importa a lui di San Giuliano, che comunque si è difeso ieri sera in televisione brillantemente, e quindi non siamo di fronte a un malandrino, ma a una persona per bene. Tutti noi qualche volta cediamo le gonnelle, no? Nel senso che Capita. Insomma, poi capita spesso, insomma, quando tu le porti a letto, poi però non le devi portare anche in ufficio, no? Combinano dei disastri. Sì, e ha sbagliato San Giuliano e lo ha ammesso, e poi un errore veniale che non comporta nessuno scossone di tipo istituzionale, perché se tu lì quelli che vanno a letto con una donna dovrebbero finire sulla brace, allora saremmo un popolo carbonizzato. Sì, diciamo che non si meritava anche l'esposto di Bonelli. Fa anche ridere, diciamo. Sì, no, molto, molto. Tra l'altro, per come dire, aggiungere carne al fuoco, ma Bonelli fece a proposito del ponte sullo stretto di Messina, diciamo che lui contesta per ragioni ambientaliste o gretine, insomma, contro il ministro Salvini. Lui ha fatto 3 esposti a proposito del ponte sullo stretto, uno alla Procura di Roma, uno insieme a dei comitati del no locali e uno alla Procura europea, cioè 3 esposti sullo stesso tema contro Salvini. È un caso, non so come definirlo, psicologico forse. Diciamo che si può non essere d'accordo con Salvini sul ponte di Messina, ma addirittura fare degli esposti, tra l'altro immotivati, perché diciamo che rientra nei compiti del ministro dei trasporti anche ad intraprendere iniziative come quella del ponte. Quindi siamo di fronte a una cosa del tutto regolare. E Bonelli invece, che ne pensa di dover iscrivere anche i codici, Bonelli veramente meriterebbe più di un Bamba. Diciamo che lo teniamo presente perché possiamo anche raddoppiare questo premio. Potrebbe essere anche un Bamba alla carriera, diciamo. Sì. Ma, ti volevo chiedere più seriamente, diciamo, Bonelli Sì. non rappresenta però anche in questa sua espostite acuta, diciamo, l'esito farsesco di quella che invece è una tragedia italiana, cioè il fatto che la politica, soprattutto diciamo certa politica non di centrodestra per capirci, appalti alla giustizia e alla magistratura il lavoro di opposizione, di contrasto all'avversario, no? Cioè è forse l'esito ultimo di una cosa un po' più grave di lui, però. Sì, è molto vero, perché la sinistra ha questa abitudine di chiedere soccorso alla magistratura, che essendo anch'essa di sinistra, quindi figuriamoci che cosa succede, vanno avanti delle inchieste che poi spesso per fortuna finiscono in niente. Ma in ogni caso fa l'impressione vedere come la magistratura si allinei sempre alle posizioni di sinistra. Abbiamo visto il caso Toti, quindi è l'ultimo, lo cito per quello, che ha lasciato tutti perplessi, e adesso cosa succede? Non si sa più niente. È un disastro. Guarda. La magistratura riesce a essere peggiore dei politici. E non è un'impresa facilissima, diciamo. No, non è. Però la magistratura si riesce in certe occasioni. Sì, indubbiamente sì. Tra l'altro c'è la coda, se vuoi, un po' surreale, per cui Bonelli esposti contro tutti, anche contro personaggi ovviamente nemmeno iscritti al registro degli indagati, improvviso garantismo su Ilaria Salis, che invece ha delle condanne definitive in Italia, no? Al di là del caso ungherese. Sì. Lì Bonelli improvvisamente si scopre Beccaria. Come si spiega questa dissociazione? Perché è dissociato lui, no? Lo abbiamo però questo imparato anche durante il suo ministero. L'uomo è così, insomma, evidentemente segue degli istinti che sono un po' retrogradi, e poi cerca di colpire qua e là a casaccio, e in questo diciamo che è anche bravo, perché riesce a trovare sempre il modo per distinguersi e per meritare una tirata d'orecchi. Sì, a casaccio potrebbe essere un po' il mantra, no, dell'azione politica di Bonelli. Sì. Un docoio a coio, no? Come si certo. dice a Roma. Mamma mia, che dirà. Sei stato chiaro. E niente, io ti do appuntamento ovviamente a settimana prossima per scoprire il prossimo Bamba. Non faremo fatica a trovarlo. No, faremo fatica a selezionarlo al massimo. Bravo, hai ragione. Ciao caro Buona Giovanni. giornata, direttore. A presto. Auguri. Ciao. A te, a presto.
Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.